Se il mondo assomiglia a te, si può ancora ridere, piantare del grano, far bambini, se vogliamo, non siamo in pericolo, stiamo aspettando la fine del mondo, ma attenti che è solo un film. Ora mi braccio e ti prendo e mi salvo la vita saltando in aria insieme a te. Fuori la testa che tutto si aggiusta se il mondo assomiglia a te, che non hai mezze parole, che ci metti un minuto a capire da che parte sta la sincerità. Se il mondo assomiglia a te, non siamo in pericolo, c'è ancora benzina da bruciare per sognare. Se il mondo assomiglia a te, riallaccio il telefono, mi lascio toccare, derubare, si può fare, non siamo in pericolo. Benvenuto Jesolo per questa serata dedicata alla musica del Moon. Noi siamo gli Ascolta e vi auguriamo a tutti un favoloso divertimento questa sera. Salta Jesolo! Salta! Buonasera! Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano, ci separano e ci oppongono. Si può essere amici per sempre, anche quando le feste finiscono e si rompono gli incantesimi. Si può anche
giorni sono musica. Fermiamoci a sentire se sono muri saltati là e se sono morti abbracciali. È un ballo che continua in mille passi brevi. Sul palco della terra non c'è persona grande o piccola, anche gli ultimi che non vincono mai, non si fermano mai. Volando, cadendo, suonando, seminando, segnando il tempo per infiniti giorni in più. Grazie! Buonasera! Buonasera a tutti! Sono in tanti questa sera. Siete in tantissimi, che meraviglia. E tutti in vacanza, ed è molto bello stare in vacanza perché ovviamente... Non siete tutti in vacanza? Sì, come no, dai, che siete anche voi in vacanza. Comunque è veramente bellissima questa cornice, noi siamo gli Ascolta e come abbiamo detto prima, urlando, facciamo la musica dei Pooh e questa sera vi raccontiamo una storia di una leggenda, poi peraltro abbiamo un caro amico qua che è di casa, che si chiama Red Canziano, a cui facciamo un grande applauso, che è naturalmente il vostro idolo. Noi siamo emiliani, si sente un po' dalla voce, quindi abbiamo il nostro do di battaglia che è dalle nostre parti, insomma ognuno c'ha i suoi. Però la cosa più importante è quella musica lì, la musica dei 4 inossidabili e leggendari Pooh. Facciamo un grande applauso alla musica dei Pooh e siamo qua questa sera proprio per loro. Prego. Grazie a tutti, grazie di essere qua. Finalmente, ma quanta gente? Tantissima, molta gente. Però io direi adesso di dare la parola al sindaco. Esatto. Qui, no, sì, no. Presidente del Consiglio. del scusate. Consiglio. Abbiamo Prodi. No, Prodi sei rimasto un po' indietro. Draghi. Sei rimasto molto indietro, peraltro non c'è più neanche lui a quanto pare. Sei andato, vabbè dai, Quindi va bene. letargo. Vabbè, lui è rimasto lì. Va bene, e allora? Presidente del Consiglio, prego. Che vuole dirci un paio di cose per Buonasera. questa festa. Allora, buonasera a tutti, naturalmente dire Presidente del Consiglio in questi giorni lo eviterei, visto insomma la fine che sta facendo il governo nazionale. Detto questo, ringrazio naturalmente la tribute band Ascolta che è, già dalle prime canzoni si è dimostrata no ottima, di più, devo dirlo perché sono un amante dei Pooh. Prima facevo vedere una foto al Presidente del Comitato Paolo Campardo, una foto con Robby Facchinetti, perché ogni anno lo incrocio e ogni anno faccio una foto perché è un grande per la sua voce. Soprattutto una cosa che voglio ricordare ai tanti ospiti di questa piazza gremita, che naturalmente sapete che per limiti di sicurezza non possiamo ampliare perché potremmo fare il doppio delle sedie e sarà nostra premura il prossimo anno riuscire a farlo. Abbiamo un tratto di lungomare delle stelle dedicato ai Pooh e abbiamo voluto farlo negli anni scorsi come amministrazione comunale proprio per dare l'esempio di un simbolo non solo della canzone italiana ma anche di un bel simbolo, dei begli esempi, perché sono sempre stati degli esempi corretti, puliti, sia per le famiglie, per i giovani e anche per i meno giovani. A voi naturalmente un grazie, a voi pubblico naturalmente grazie di essere qui perché dà un sintomo di quella che è la partecipazione agli eventi che sono in ogni piazza. Io ho portato il saluto del sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, che questa sera è impegnato in altre manifestazioni, però è qui attraverso noi. Ora il presidente del comitato Pineta, Paolo Campardo, omaggia con un libro
sulle fotografie della città di Jesolo. Prego. Grazie a voi. Grazie veramente di cuore. Facciamo un grande applauso a loro, che sono quelli che hanno permesso anche di fare questa bellissima serata. Appoggiamo questa qua, ve lo do qua. E dunque, Ok, eravamo rimasti alla musica dei Pooh e adesso vi facciamo sentire dei brani dove naturalmente vogliamo la vostra partecipazione. In alto ai le massimi. mani! Ok, ci siete? Tutti In alto con le mani. Ho visto già dei gruppettini Così. belli carichi, come piacciono a noi. va bene. Andiamo avanti con la musica allora. Vai Pat. Su con le mani Jesolo! Dicono che sia un istinto naturale sbattere le ali per volare. Alla nostra vita manca solo voi. Non ci voglio stare che non c'è futuro, che la nostra vita è già segnata. Vivo solo quando stiamo insieme e fatica volerti bene. C'è il passato che ha lasciato grande segno, storie di altre storie consumate. Quando imparavamo a rassegnarci c'è successo di incontrarci. Stai con me e tutto il resto è un attimo. Regalami un miracolo, pretendi mio, cancellami, sono qui. Stai con me e non ti posso perdere. La vita che ci obbliga non deve più dividerci. Stai con me. E adesso facciamo un salto negli anni 70. Siamo pronti per sentirci vivi? Su
dimmi di sì, che si può fare senza sparare parole d'amore, perché ci prende, perché vogliamo, perché viviamo solo per noi, senza limiti né rispetto. Stanotte qui vale tutto, facciamo che allora sia speciale, dando l'amore, se passa si fa sentire, perché già dovevi fare, magari ci cascherà addosso, ma intanto ti voglio adesso. Dimmi di sì, che si può fare senza sparare parole d'amore, perché ci prende, perché vogliamo, perché viviamo, sì. Dimmi di sì, senza promesse, senza studiare le prossime mosse, perché ci piace, perché ci incanta, perché sei nata. Dimmi di sì. Grazie. Grazie Jesolo! Grazie. Eccolo lì, facciamo un grande applauso Al nostro al carissimo Stefano Dorazio. Abbiamo avuto l'onore di conoscerlo, il piacere, il grandissimo piacere di conoscerlo, e per noi è ancora qui, per cui sicuramente ci starà ascoltando. Ciao Stefano, fategli un grandissimo, grandissimo, grandissimo applauso dal cuore, perché se li merita tutti. E la città di Jesolo ha voluto fare questo omaggio questa sera, ha chiesto di farlo in maniera molto determinata perché è giusto, perché chiaramente i Pooh sono stati veramente qualcosa di incredibile e Stefano era veramente una splendida persona, e quindi veramente la dedichiamo a lui questa sera, rimarrà sempre illuminato e questa sera sarà con noi a questo concerto. Ciao Esatto. Stefano! Ciao Stefano. E andiamo avanti con la musica, come vedete è uscito un pianoforte, dal nulla quasi, insomma da qua sotto. E con questo pianoforte vi vogliamo raccontare alcune storie intense, alcune storie con un testo importante che ha scritto Valerio. Sono delle canzoni di nicchia, delle canzoni che non tutti forse hanno conosciuto, ma sono state poi riprese dai Pooh e riarrangiate. La prima che vi facciamo ascoltare è una bellissima storia d'amore, cioè alla fine il racconto di una persona che rimane in una casa dopo essere stato in compagnia, diciamo, della sua compagna per anni, rimane nella casa vuota dopo essersi lasciati per molto tempo, si trova con questo senso di solitudine, ma poi torna lei e lui pensa che è bello riaverti. Tu non lo sai come si sta nell'infinita attesa dietro a una porta chiusa tra oggetti che
guarda notte, ci dormi su, ci bevi su, vivi così per dire e non ne sai uscire, ma andare via come si fa qui. Non c'era molto senza te, io ho fatto del mio meglio, ma ci si può smarrire tra le cose care inventate in due. Quando vorrai si spiegherà che avvenne quella sera. Non l'ho capito ancora, ma è bello, sai, riaverti qui. Nel petto e nella mente mia c'era amore, non è andato via e lo puoi sentire dentro me tremare. Ti prego, non giochiamo più qui. Coi tuoi occhi e stelle tu porti luce ancora dove più non c'era. Ci si può smarrire tra le cose care inventate in due. Grazie! E da questi amori, diciamo, un po' traumatici, andata e ritorno, c'è però una canzone che parla di esclusiva e assoluta felicità. Parlano di amori immaginati e diventati realtà, come questa. Cercando di te ho consumato la mia vita, fra storie in salita e provvisorie verità. Il tempo è pieno di sorprese e qualche volta ci assomiglia. Si sogna e si sbaglia e ci si spegne sempre un po'. Cercando di te in ogni donna che ho incontrato, sempre inventato passioni grandi più di me, ma sono tornato sempre solo a medicarmi le ferite, convinto ogni volta che non ti avrei trovata mai. Capita che poi, quando non hai voglia
Grazie. Se mi sveglio e voglio te, dimmi cosa dici di me, che vedo che hai sonno ma non ti lascio stare. Quando siamo in compagnia, dimmi cosa dici di me, che bevo per gioco e poi faccio confusione. Dimmi la tua prima impressione di questa intimità, con me come si sta. Quando non so dove sei, dimmi cosa dici di me, all'amica, al dottore, a lui, al tuo ex amore. Quella notte sola in hotel, dimmi cosa hai detto di me, quando ho pianto davanti a te, ti è sembrato strano. Metti che ci fosse un bambino, ti piacerebbe se assomigliasse in qualche cosa a me, che non so ballare né pregare, ma per te mi faccio attraversare. Siamo i due intelligenti, sani e un po' violenti, c'è pigrizia e fantasia, c'è da darsi in faccia all'amore, c'è da tornare qui per riabbracciare te, che sei la pulizia di questa sorridente vita mia, 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 oh mia. Grazie. Parliamo di un'altra storia. Storie che finiscono e in parallelo ne nascono nuove. Un grande entusiasmo, ma anche un grande dolore. La canzone che ha cantato il nostro Red Canzian nel 92, dedicata alla sua attuale moglie, e si intitola Stare senza di te. Adesso avranno tante cose da parlare, poi mi riempiranno di consigli e di rimproveri, perché adesso sto con te. Noi due avevamo fino a ieri i nostri amori veri, sembravano per sempre, adesso invece siamo qui e nessuno capirà che io sto con te. E nonostante tutto e tutti, io corro da te, controcorrente, contro la gente. C'è la mia vita che sta cambiando itinerario, io fino a un momento fa, lo giuro, neanche lo sapevo. Perché adesso sto con te, ci siamo entrati lentamente nella pelle, poi ci siamo combattuti fino in fondo, fino a farci male. E alla fine hai vinto tu e io sto con te, ed è solamente amore se corro da te. Ma questa vita
io no, stare senza non si può, anche se poi qualche parte del cuore ti scoppia di dolore. Poi io mai stare senza di te non potrei, noi ci vogliamo e non è colpa nessuno, stare senza di voi, noi mai. Grazie. Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro. E non c'è bisogno che ti dica quanto, ma la vita a volte ha i suoi comandamenti, qualche volta da difendere anche con i denti. Ti vorrei, ma lo so, non si può, tra di noi questo no, non si può. Ti sorprenderà che sia proprio io che non credo in niente, che non credo in Dio, a tirare in ballo questi sentimenti e a tirarmi indietro con te qui davanti. Sei la donna del mio amico e a qualunque costo non possiamo fargli questo, non sarebbe giusto. Dirti sì sarebbe facile, ma io no, non posso farcela. Se io fossi te su questo letto non ci penserei neanche per un po', ti farei di tutto, mi innamorerei come forse io non ho fatto ancora, ma non è così, noi saremo noi solo per un'ora. E scappa via, scappa via, scappa via. Non mi dai il tempo mai di poter cambiare idea. Beh, non si può, non si può, no, non si può. Scivolarci fra le braccia e guardarci ancora in faccia, non si può. No, non si può. Ma alla fine si può o non si può? Chi lo sa? No, te lo dico io, non si può. Se c'è il partito dei si può e il partito dei non si può. Grazie. Ogni tanto accade che spesso e volentieri diventa si può. Però No, insomma no, dai. non si può, non si può. Non si può. No. Non si può. Mai, dicerò. mai, mai, mai. Benissimo. In attesa che il nostro pianoforte fisicamente entri nei suoi meandri, volevamo un attimo, dato ti togli la giacca perché ovviamente fa molto caldo, invece me la tengo perché fa scena, però sto sudando come un matto e quindi adesso tra poco anch'io me la toglierò per un momento magico. Ma prima però parliamo della musica dei Pooh, perché siamo
appunto negli anni 70, negli anni 80 ci sono, voi sapete, non hanno fatto solamente canzoni d'amore, ma un po' di tutto, hanno suonato veramente dei generi incredibili e noi abbiamo fatto una specie di medley dove raccontiamo appunto l'anima rock di questa band, perché tutto è iniziato verso la metà degli anni 70 con questo genere musicale un po' più spinto, diciamo. Esatto. Il primo brano parla, è 1977, e parla appunto di una vita on the road tra una donna e l'altra. Che è un po' quella la caratteristica dei Pooh. Esatto. Una vita appunto che un po' rotola, ma un po' anche respira. L'album è Rotolando e Respirando. E questa è Rotolando Respirando, su con le mani! Su Jesolo! L'autostrada scorre via, voglio andare a casa mia. Cosa c'entro io con quella donna? Non so. Rotolando verso il mondo, respirando l'aria mia. C'è periferia della mia grande città. Con il vestito aperto e le labbra chiuse, io l'ho guardata e vista per quel che è. Quando era notte, dentro quella stanza, di cose ne ho fatte, posso farne 6.
tempo sempre esatto, il forte tamburo del petto. Cuore di guerra sempre attento, cuore di quercia nel vento. Luna di maggio brucia il legno per una donna in un sogno. Biondi cammelli stretti i fianchi per una donna nei bianchi. Occhi di donnola, bocca di fragola, pelle di nuvola, freccia che penetra. Luna di maggio gialla face, nido d'amore dell'ance. Ombre di carni nella sera, fuochi di gente straniera. Fiamme che ballano, occhi di cenere, resta invisibile, l'attimo giusto verrà. Lei ha detto che verrà, e lingua di serpente lei non ha. Nel suo corpo tiepido la seta del suo sesso scioglierà. Per altre notti ancora il frutto si aprirà, il lupo di frontiera nutrirà. Si asciugando gli uomini, bocca all'acqua, vite gli occhi a lei.
state divertendo? Benissimo, che bella serata. Ciao. Allora intanto, adesso che vi faremo le prossime canzoni, facciamo un tuffo all'indietro, facciamo un tuffo negli anni 70, perché cosa è successo negli anni 70? Negli anni 70 c'è stata una grande rivoluzione musicale, a parte i Beatles e tutto, ma proprio a cavallo del 72-73 è nato il filone del prog e i Pooh appunto hanno cavalcato per qualche anno, un paio di anni questo filone, e più che altro adattando un pop sinfonico più che un prog che poteva essere quello della PFM o quello del Banco del Mutuo Soccorso. Quindi loro hanno fatto più una cosa un po' più sinfonica. E cosa è successo? Hanno scritto delle canzoni meravigliose. C'è stato il subentro di Riccardo Fogli cioè praticamente di Red Canzian a Riccardo Fogli. E che cosa è successo? Red Canzian veniva dal prog, aveva un gruppo, i Capsicum Red, che facevano del prog, e ha portato questa ventata di prog nei Pooh. E abbiamo anche noi il nostro Red Canzian questa sera. Eccolo qua! Eccolo qua! Basta un mantello a farlo trasformare, e adesso comincia a parlare anche trevigiano, come il radicchio. No? Ce la faccio con uguale, l'accento che ho, anche se imparo qualche termine, ma però senti l'accento com'è, non ce la posso fare a fare il trevigiano. E quindi, però insomma dai, la mantella l'abbiamo messa. La mantella l'abbiamo messa, per cui questa mantella è proprio sinonimo del prossimo medley che vi andremo a suonare. Siamo nel 1976, in pieno musica pop sinfonica, prog come volete chiamarla. In Italia nascono i primi gruppi, PFM, New Trolls, Orme, di tutto e di più insomma. I Pooh suonano anche loro questi brani in maniera un po' più leggera, naturalmente sono brani un pelino più portati verso il pop, però ce ne sono alcuni che sono veramente incredibili, perché il primo che facciamo ascoltare è datato 1976 e parla di un esperimento sociale che si chiamava La Gabbia.
vento, re degli unni, flagello di Dio, dice lui non è il mio momento, lei risponde si fa modo mio. Voleranno un'aquila e un falco, lotteranno all'alba per noi, si vedrà chi vola più in alto, se il mio falco vince ti avrà. All'orizzonte fuochi di guerra, dice amico dimmi di te, cosa ti manca qui sulla terra, perché non vuoi venire con me, posso portarti via dal tempo, verso altri mondi che non sai, strappa il mantello che mi cancella, io sono bella, la compagna per te. Lui dice donna, e le tue ombre, e il tuo castello ma non c'è, io ti conosco quasi da sempre, e non c'è sangue dentro di te, per entrare alla mia corte, nel giardino degli eroi, decideranno l'aquila e falco, tu puoi falciarmi, ma non ti amerò mai. Sta volando l'aquila e il falco, via nel vento sempre più su, vola in alto, vola più in alto, fianco a fianco sempre di più. Stanno tornando l'aquila e il falco e nessun vento li separò, come fratelli volano accanto e la prima stella brilla da un po'.
Parsifal! Grazie! Bene! E allora? Ci andiamo a togliere la mantella? Fa troppo caldo. Allora, cosa... Dov'è Patrizio? Patrizio, Adesso vado su. adesso vai di là, adesso c'è un cambio di cose al vertice e adesso andiamo avanti con la musica. Andiamo avanti con la musica dei Pooh e vi facciamo una serie di brani che raccontano della vita on the road, praticamente. Cosa succede quando si è on the road, soprattutto quando si ha a che fare con dei chitarristi? Succede che Che è una costante. è una costante. Allora, io non so Dodi Battaglia, perché lui l'abbiamo conosciuto, ma c'era sempre. Sembrava che venisse sempre fosse sempre in con noi. orario. Ma noi che abbiamo avuto qualche chitarrista durante 18 anni di palco, praticamente, cosa succede? Che i chitarristi hanno una cosa cronica, sono in ritardo cronico, dormono, per cui quando la mattina bisogna alzarsi e andare a partire, mettersi in macchina per venire appunto a Jesolo, per venire, cosa succede? Che il chitarrista, come in questo caso Francesco, il nostro Dodi, Facciamo un applauso a Francesco. perché Ha fatto Ecco da solo noi. di Parsifal. è con noi da solo 3 mesi praticamente Sì. e sono 3 mesi di ritardo. E allora noi cosa No, facciamo? non sono 3 mesi di ritardo. 2 su 3. Non scappare. Hai da dire qualcosa? Hai da dire Francesco, qualcosa a in tuo discolpa? Che coro. Io sono sempre puntuale. Ecco, come no. ok, perfetto. Avete sentito con che enfasi, con che convinzione Jesolo! l'ha detto? Sapete che poi hanno fatto Pinocchio, lo sapete? Esatto, hanno fatto Pinocchio. Però ci tocca sempre dire, quando siamo lì, a un certo punto, pronto, buongiorno, è la sveglia! Su con le mani, dai! Svegliamoci! Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Colazione per modo di dire, tutto in fretta bisogna partire. Ci aspetta di già
pronto a farmi male con te. E via dalla gente che non è, e io canterò per te in faccia al mondo. Grazie! Grazie Jesolo! Bene, allora, siamo arrivati a un altro punto importante della serata. Momento Un momento intenso, toccante. un momento toccante, un momento che, come vedete, adesso sfruttiamo tutta la nostra tecnologia avanzatissimo. avanzatissima, come potete vedere, Avanzatissimo. che spunta dal nulla su come facevano i Pooh venivano, che loro veniva su da sotto. Questo microfono entra e esce E e non si sa, poi però non si sa. intanto suona. E anche di qua, guardate, il palco Bravo. si sta trasformando. Facciamo un applauso ai nostri tecnici che sono qua da oggi pomeriggio insieme a noi. Abbiamo patito veramente un caldo allucinante, però insomma la serata sta venendo bene, vero? Vi state divertendo? Vi sta piacendo? Non Bene, abbiamo sentito. anche a noi. Vi state divertendo? Ah, perfetto. Ok, adesso cosa facciamo, Roby? Adesso vi facciamo sentire qualche canzone che vogliamo suonarvi come pensiamo che l'abbiano scritta i Pooh, cioè in maniera acustica. Come vedete abbiamo Francesco, il nostro Dodi, che sta accordando la chitarra acustica, poi abbiamo il violoncello, abbiamo il flauto, abbiamo tutti degli strumenti acustici. E con questi strumenti vi vogliamo suonare delle canzoni molto 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 importanti per la storia dei Pooh, e hanno fatto la storia. La prima canzone che vi andiamo a far ascoltare è stata scritta nel 1976 e tocca un argomento che allora era un argomento tabù, ma più che tabù era veramente uno scandalo, perché parlava di omosessualità, e fu allora questa canzone considerata appunto scandalosa. Però era un compagno di classe dei Pooh e si chiama Pierre. Ve la facciamo ascoltare. Penso a te nei tempi della scuola con noi, sottile e pallido e un po' perso, tu già da noi così diverso e triste. Penso a te, ricordo si rideva fra noi di quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana e triste. Pierre, ti ho rivisto questa sera e tu abbassi gli occhi, ti nascondi e poi te ne vai. Scusami se ti ho riconosciuto, però sotto il trucco gli occhi sono i tuoi. Non ti arrendi a un corpo che non vuoi sentire. Pierre, sono grande ed ho capito, sai, io ti rispetto, resta quel che sei, e tu che puoi
ho capito, sai, io ti rispetto, resta quel che sei, e tu che puoi, che puoi. Grazie! Francesco Bevini, il nostro Dodi alla chitarra. E abbiamo parlato prima di Stefano. C'è una canzone che quest'anno abbiamo voluto veramente scegliere apposta, perché gli anni scorsi facevamo sempre un brano che parlava di matrimoni incredibili che durano 50 anni. C'è un'altra invece, una canzone che non abbiamo mai suonato, diciamo, fino ad ora nei nostri tour, e quindi è un grande piacere questa sera e per tutto questo tour cantarvela. Parla di questo incontro, di questa storia veramente romantica, che è una storia vera. Lui incontrava questa ragazza sopra no, treno, sì, va, non va, ok. Sopra questo treno, Questa è la chitarra di... questa è la sua chitarra. Sopra questo treno non ha avuto mai il coraggio di avvicinarsi per conoscerla, perché lui è innamorato di questa ragazza, finché il giorno che si decide di parlare con lei già non c'è più, e quindi perde questa grande occasione. Lui ha questa visione, ha questa immagine ancora nella sua mente, e tanti anni dopo scrive questa meravigliosa canzone che si intitola La ragazza con gli occhi di sole. La ragazza con gli occhi di sole cominciava ogni giorno la vita su quel treno di folla e di fumo che dal mare portava in città. Fra i giornali malati di noia la guardavo guardare il mattino, con la fronte sul vetro veloce che sfiorava le case del sud. E chissà se sentiva il mio cuore mentre mi innamoravo di lei. Ti porterò con me là di questo mare, per tutti i tuoi domani starò con te. Ti porterò lontano da questi giorni uguali, per tutti i miei domani starai con me.
Bellissima canzone. Esatto, una canzone meravigliosa. E Ne facciamo un'altra di quelli. Ne facciamo un'altra di quelle doc, una canzone che è da sempre nel repertorio dei Pooh, anzi non da sempre, dal 1990, perché nel 1990 è stata scritta questa canzone e questa canzone ha solo vinto il Festival di Sanremo. Solamente. Solamente. E ve la facciamo ascoltare, si chiama, ditelo voi? Esatto. C'è poca preparazione. Come si chiama? Benissimo. E allora adesso quando c'è Dio delle città. Adesso ve la possiamo fare. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere un romanzo che ha di dentro, perché la vita è già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma Dio delle città magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo sì, è soltanto un uomo solo. Grazie.
Grazie veramente dal cuore, grazie a tutti. Vogliamo ringraziare i nostri mitici fan che ci seguono ovunque, perché tutte le volte che c'è sta canzone, non so perché Alfredo, ti indicano come un uomo che perde il filo. Un applauso Alfredo! Un applauso al nostro fan club! E poi questa sera vorrei dedicare la prossima canzone a un nostro amico che stasera è qui, è venuto, è un amico degli Ascolta da tanti anni ormai, ed è Franco e compie gli anni questa sera, non so dove sia. Dove sei, Franco? Eccola lì. Un applauso a Franco, gli dedichiamo la prossima canzone, perché la prossima canzone è un mito. No, la prossima canzone è questa. È un mito. Ah, è un mito? È un mito. Non è diventato un mito. Non è diventato un mito, però parla di un mito. Parla di un mito, sì. E quindi tanti auguri a Franco, e questa canzone dovete sapere che non è dei Pooh. Ai ai ai. Non è neanche dei cugini di campagna. Esatto, ma pensate un po', l'abbiamo scritta noi. Noi. Durante il lockdown abbiamo scritto delle canzoni nostre, stiamo facendo un album, perché nell'animo di ogni musicista c'è la voglia di fare delle canzoni proprie, no? E noi ci abbiamo provato, abbiamo iniziato un po' così per scherzo. Io ho scritto una musica, gli ho detto a Cesare, ma questa musica ispira qualcosa di epico, vedi cosa puoi fare. E gliel'ho data, no? Allora la mia mente ha partorito una roba stranissima, tanto per cambiare. No, ho immaginato. Allora, a me piacciono un casino le mitologie, le cose misteriose, le cose che si devono scoprire, no? E allora questa musica mi ha proprio fatto sentire. C'è quell'isola incredibile che non si sa se è esistita, se non è esistita, se è sprofondata, se è stato veramente il dio Poseidone che l'ha fatta sprofondare, diciamo, lungo il mare, sotto il mare. E l'ho immaginata come poteva essere, e l'ho immaginata come una forza talmente misteriosa, una terra misteriosa che un po' mi ha fatto anche viaggiare nello spazio. Quindi era la mia personale interpretazione dell'isola di Atlantide. Atlantide, isola e leggenda, terra mistica, potente immaginata da un'eternità, scritture affascinanti o verità. Atlantide, dominavi il mare senza limiti, nei grandi continenti, nell'Atlantico. Eri la storia di un'altra città, terra e navi, guerrieri nei secoli, conquistano mondi nell'immensità del mare. La terra promessa dell'umanità. Atlantide, imprese di battaglie, gesta eroiche, conquistatori assenti nell'Iliade, sangue versato per la libertà. Misterioso, invisibile, diamante nascosto, introvabile. Statue, immagini e divinità, smarrite nel tempo.
Atlantide, piramide sepolta nell'oceano, sotto il fondale pronta per riemergere nel firmamento di una nuova età. Grazie. Grazie, speriamo che vi sia piaciuta. E torniamo ai Pooh, torniamo a palla sui Pooh. Allora, intanto, però, prima di tornare alla musica, vi vogliamo raccontare che un po' della nostra storia. Allora, noi siamo nati nel 2004, quindi quest'anno festeggiamo, pensate, il 18° anno di un'avventura che è nata per caso, perché nessuno si sarebbe mai aspettato di noi quando all'inizio, che c'eravamo solo io e Cesare, e che quando siamo partiti saremmo arrivati a questo punto, che avremmo conosciuto i Pooh, che per noi era un mito, che avremmo registrato un CD da loro, nel loro, nel loro studio, e che avremmo fatto tutto questo. Noi siamo contentissimi di portare avanti, e speriamo di farlo nella maniera migliore di quello che possiamo fare, la loro musica. E quindi in 18 anni abbiamo fatto tante cose. Abbiamo fatto appunto una rassegna a Ponte di Legno, dove abbiamo suonato davanti a loro, che è stato bellissimo. Poi nel 2013 appunto con Red Canzian siamo andati a Milano al Custudio, dove nel tempio dei Pooh, e dovevamo andare a fare una canzone, a registrare una canzone appunto Ascolta. Noi ci chiamiamo Ascolta, che è la canzone del 2004, e poi ci siamo talmente trovati bene lì che siamo rimasti lì una settimana. Siamo rimasti lì una settimana e abbiamo registrato un album, abbiamo registrato un CD che si chiama Il Viaggio, ed è stato il nostro primo album, appunto, fatto lì con i tecnici dei Pooh, con la supervisione loro. Infatti suona molto alla Pooh, e nel frattempo è arrivato il nostro Giorgio Armani qui. Ma nel frattempo, allora, intanto fammi finire il merchandising. Sì. Stavo dicendo che appunto abbiamo registrato l'album che si chiama Il Viaggio, ci sono le canzoni dei Pooh rifatte da noi nel loro studio. Poi dopo nel 2019 abbiamo fatto un doppio CD live, perché abbiamo suonato al Castello di Este, grazie Franco. Al Castello di Este abbiamo fatto una roba meravigliosa. Dovevano venire 200 persone, ne sono venute più di 3.000, per cui anche il comune è stato contentissimo. Direi E lì proprio abbiamo sì. registrato appunto un doppio CD live, che lo potete trovare lì insieme all'album che abbiamo registrato dei Pooh, qua al banchetto dove troverete Laura, e DVD. E poi abbiamo fatto un DVD dove live. abbiamo fatto un bel DVD dove ci siamo raccontati un po' in maniera ironica, c'è la nostra storia. E poi cosa dire altro? Poi abbiamo le magliette, Le caramelle. le tazze, abbiamo le tazze, quest'anno le abbiamo fatto, caramelle. perché Abbiamo anche le caramelle. perché i Pooh nel 2004 cosa hanno fatto? Hanno fatto l'acqua dei Pooh. Abbiamo fatto delle bottigliette, non so se qualcuno ce l'ha ancora, qualche Io ce l'ho fase. ancora, è tutta evaporata. Era l'acqua dei Pooh, no, io ce l'ho ancora sigillata, però secondo me. E allora noi abbiamo detto, dai, facciamo qualcosa anche noi. Invece di fare l'acqua dei Pooh abbiamo fatto le caramelle degli Ascolta, che hanno una caratteristica: Cos'hanno? sono magiche. Esatto. Esatto. Tu le Perché mangi. tu le canti, mangi e ti viene la voce di Facchinetti, di Battaglia, di Red Canziano, a seconda della caramella che prendi. Quindi puoi mettere in piedi un'altra tribute band. Se volete Esatto. portarvi comunque, no, a parte gli scherzi, un bel ricordo così di questa serata, se vi è piaciuta, potete prendere anche le caramelle dei Pooh, oppure la tazza degli Caramelle Ascolta. degli La caramella Ascolta. degli Ascolta, non dei Pooh, con le voci dei Pooh. Esatto. Ok. Bene. Allora, facciamo una cosa, Adesso. visto che parliamo di ricordi. Ora Mattia, fai un po' di luce. Allora, noi adesso facciamo questa cosa usualissima. Ogni concerto facciamo una roba così. Tutti con le mani alzate. Tutti su. Bravi, pronti? tutti anche là in fondo, anche i lati. Eccoci qua, siamo a Jesolo, tutti Ci siete, Jesolo? Di più, ci siete, Jesolo? Guardate quanta gente a Jesolo, è incredibile questa sera. Ci facciamo tutti un applauso, tutti insieme? Così a mani alte, bellissimo. Questa roba la Grazie. pubblichiamo su Facebook, così non possono dire che a vederli ascolta c'erano 4 gatti, Ed è una grande serata, grazie di cuore, grazie! Grazie a tutti. Però adesso lasciamo spazio alla musica perché il tempo stringe. Hai visto cosa mi sono messo addosso? Sì. Una roba che porta anche a lavorare. Esatto, perché con questa maglietta qua è sinonimo di Red Canzian, e con questa canzone. È del 1979, sta maglietta qua. Esatto. Cioè Dio, è una copia, insomma. Sì, non è quella di Red. Quella me l'hanno regalata. Però adesso potete alzarvi, giusto?
Adesso se volete potete venire qua davanti e fare un po' di baracca. Su, 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 su. tutti qua Adesso davanti. potete venire qua come nei concerti tutti di qua Pooh. davanti, dai, Venite davanti. qui. Avanti, non fate i timidi, perché noi timidi non ci piace. E noi vi suoniamo la prossima canzone che se volete anche illuminarla con i telefonini Sarebbe lo possiamo bellissimo. fare perché ma più che altro dovete cantarla tutti, ma proprio tutti insieme. Ci sei, Francesco? E allora facci sentire come inizia, vai! Su coi telefonini, con le torce! E io dovrei comprendere Jesolo! Su con le torce! E non avrei mai capito te, vado a capire cosa c'è, dovrei tornare a casa e poi, se il fiato ce la fa, parlarti del mio mondo fuori dei miei pensieri, poi scoprire che vuoi dormire, che non mi senti più e io dovrei, ma spiegami contro di me che cos'hai, come se io fossi io, mi dici che me ne vai. Son quello che respira piano per non svegliare te, che nel silenzio fu felice di aspettare che il tuo gioco diventasse amore, che una donna diventassi tu. Insieme Noi due nel mondo e nell'anima, la verità siamo noi, basta così e guardami, chi sono io, tu lo A quest'ora sanno già di noi, i problemi cominciano adesso, tutto è fatto ormai. Tu non sai la forza che mi dai, ma conosco gli impianti che lasci, tu conosci i miei. c'è chi si stanca di un uomo, di una donna per amore che manca per noia o solitudine o delusi dal tempo. So bene che per noi non fu così,
lo so tutto, non parlare più. Poi. Non c'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio. C'è fumo e odore caldo qui, di dolci e di caffè, e ognuno pensa a sé. È il giorno più normale, ma io sto male. Fatemi sentire Jesolo! Tempo con te, dammi solo un minuto, un sogno di fiato, un attimo ancora, noi tranquilli e lontani, ognuno per sé, piangeremo domani. Ma che coraggio che hai! Sopra le nuvole e non è poi così lontano. Dobbiamo arrampicarci e crescere senza bisogno di nessuno. Il cielo è blu sopra le oltre il silenzio ed il rumore, c'è chi ha le macchine e gli aerei, però ha paura di volare, ma il cielo è blu sopra le nuvole. Il cielo è blu sopra le nuvole. Il cielo è blu, vai! Sì! Grazie di cuore a tutti! Grazie. E vogliamo ancora una volta ringraziare gli amici di Jesolo che ci hanno voluto qui questa sera. Grazie di cuore per questa splendida serata e speriamo che sia andata veramente come le vostre aspettative. E adesso è arrivato il momento di salutarvi, ma prima di salutarvi direi di iniziare un attimino a presentarci perché è giusto così. Esatto. Allora, abbiamo alla batteria il nostro Stefano Dorazio, Patrizio Bonan. Grazie a tutti. Flauto, Grazie. traverso, trick e track e tutto quanto, insomma, tutto quello che si percuote. Eccolo lì. Alla chitarra, alle chitarre, Francesco Iron Bevini. Al basso la voce, basso con i tasti, senza tasti, al violoncello, Cesare Campa. Grazie. E l'uomo che mise quel benedetto annuncio a Bologna,
17 anni 18. fa, quasi 18, 18. al quale ho risposto e che ha fondato la band. Alle tastiere il nostro Robby Facchinetti, Andrea Ambrosini. Grazie! Ringraziamo anche il nostro fonico Marco Caretti, eccolo là, grazie di cuore. E anche Il nostro maestro delle luci Mattia Stivanin. I ragazzi del service Pro G che vengono d'Occhio Bello. I nostri tecnici, Andrea e Alessio. E Marco, no Marco, sì, anche. Marco no. Due volte Marco. 2 marchi. Vabbè, adesso vi facciamo il gran finale. Gran finale, vi raccontiamo di quella ragazzina che è scappata nel 1968. Ah sì? Non è il 66? No. 68 perché poi era diventata più anticipare. grande, no, perché Già era piccola nel all'epoca. 66 era piccolina. ci 2 anni in pensava, meno. già ci pensava, nel Sei pronto? 66 aveva programmato tutto. Tu sei pronto a scaricare 5000 watt per la canzone che vi fa così? Vai! Tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e il tuo diario che sempre riempivi, solo con ciò che faceva piacere a chi di notte andava a vedere. Piccola Katy, oh, piccola Katy, Piccola Katy, stanotte capito che accarezzandoti ti hanno tradito e alle tue mani è legato il calore che si conquista in un'ora d'amore. E questo mattino di grigia foschia, colpo è deciso e via. Piccola Katy, vai, vai, piccola Katy, vai, vai, vai. Mi dispiace di svegliarti. Tutta Jesolo adesso. Tutti là in fondo. E non dici una parola, sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare. Strana amica di una sera, io ringrazierò la sua pelle sconosciuta e sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. Respirerò tutta l'aria che c'è, notte a sorpresa, lontano da casa, mi prende, mi dà questa grande città, come una donna mi intende.
Siete pronti per questa? Questa la dobbiamo cantare tutti, ma proprio tutti! Anche nel fondo! Anche di là, e anche di là! Non restare chiuso qui! Vai! Riempiti di sole le mani! Cerca la sua casa e poi scrivi tutto ciò che sai, che è vero, che è vero. Sono un uomo strano ma sincero. Cerca di spiegarlo a lei, pensiero. Quella notte giù in città non c'ero, male non ne ho fatto mai, davvero, davvero. Solo lei nell'anima è rimasta, lo sai. Questo uomo inutile, troppo stanco e ormai solo tu pensiero. Puoi uscire se vuoi, la sua pelle è morbida, accarezzerai. Non restare chiuso qui! Cosa? E con questo vi salutiamo! Salta Jesolo! Salta! Salta! Ora si respira, su, hai travolto la mia barriera, una polveriera, quante donne che sei stasera.
Vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, ascolta Pooh Tribute Band. Se vi è piaciuto il concerto mettete un bel mi piace. Ok? Ci conto! Grazie Jesolo, grazie di cuore. Vi salutiamo. A presto. Domani siamo a Piove di Sacco, dopodomani a Curtarole, poi ci rivedremo anche da queste parti prima o poi. Giusto? Perfetto. Vi salutiamo voi, i nostri inchini. Pronti? Grazie a tutti. Buonanotte a tutti, Buonanotte, ciao! è stato bellissimo, grazie. Grazie.